Una gioia essere insieme questa mattina per lodare il Signore. Salutiamo le diverse sedi, salutiamo Conegliano, salutiamo Belluno, Treviso, salutiamo anche Padova, anche il gruppo di Mantova e tutti i fratelli che oggi di Verona che non possono essere qui. Una settimana piena di grandi sentimenti, vero? Il mondo è stato sconvolto questa settimana. Vediamo se riuscite a capire di che cosa sto parlando. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Senz'altro una situazione che ci ha fatto vivere in ogni momento le notizie online, la morte di un uomo. Sicuramente è stato il numero uno, dicono, nel calcio. Saprà lui e la sua famiglia essere il numero uno come persona. Però quando pensavo a tutto quello che stava succedendo in questi giorni, mi fermavo per un attimo a pensare a quello che dice Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Preparati a incontrare il tuo Dio. Ognuno di noi non abbiamo comprato un minuto della nostra vita. Non sappiamo quando e come, però andremo alla presenza del Signore. E veramente quando pensavo a tutto questo, questa settimana, meditavo una frase che leggevo questa settimana. La vita è corta, la morte è sicura, il lavoro è solo temporaneo, la salute è una ricchezza, non siamo proprietari del nostro domani, l'eternità è più vicina di quanto ce la immaginiamo. Bisogna ricordarsi una cosa, che solo Dio salva. E questo è quello penso che ognuno di noi deve meditare questa settimana. Per coloro che conosciamo Cristo come personale Salvatore, possiamo afferrarci a Giovanni 1,12 quando dice: ma tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato loro il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ed è per quello che questa mattina noi possiamo aprire il Salmo 135, versetto 3, che dice: lodate il Signore perché il Signore è buono, salmeggiate al suo nome perché è amabile. Salmo 136, versetto 1 dice: celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Noi abbiamo avuto tante emozioni questa settimana, no? È stato interessante. Io ho iniziato la settimana che mi ha chiamato mia sorella dicendo che mio nipote, 29 anni, era finito in ospedale, ricoverato con una crisi che non poteva respirare. E poi, per grazia di Dio, abbiamo pregato, non era Covid, e dopo 3 giorni in ospedale è riuscito a superare la sua situazione. È stato bello questa settimana ricevere la telefonata di Antonella, in cui dopo tanti giorni di febbre finalmente era diventata negativa. E mi ha detto: pastore, sono negativa. Suona brutto, però in questi casi è sicuramente molto positivo. Non solo, abbiamo sentito che lunedì Francesco, per grazia di Dio, torna a lavorare dopo martedì dopo tanti giorni in cui sicuramente non vedeva l'ora. Però Dio ci ha benedetto anche in modo speciale, giusto? Vediamo un po' in che maniera Dio ci ha benedetto. Abbiamo pregato a lungo e Dio ci ha mandato questo miracolo di 3 kg 220, 49 centimetri e mezzo, Iris, nati da Matteo e Sara,
ai quali salutiamo con tanto affetto e ringraziamo il Signore per il miracolo, perché abbiamo pregato, Dio ha risposto e anche il parto è andato molto bene. Possiamo veramente celebrare il Signore e dire che l'Eterno è buono e che la sua bontà dura in eterno. È per quello che il libro di Ecclesiaste ci mette due prospettive e ci dice: vanità delle vanità, tutto è vanità. Ma Ecclesiaste capitolo 9, versetto 10 dice: tutto quello che ti viene alla mano da fare, fallo con tutte le tue forze. Io credo che quando noi pensiamo alla vita, noi la vogliamo vedere così, tutta liscia, senza nessun problema, che tutto va bene. Basta sentire le nostre preghiere, no? Signore, ti chiedo che vada tutto bene. Signore, ti chiedo che non ci sia nessun problema. Signore, lega Satana in modo tale che la mia vita sia completamente liscia. Però quello che noi cominciamo a capire quando cominciamo a vivere è che la vita ci presenta tanti ostacoli, tante difficoltà. E quando arriviamo a questi momenti, gli ostacoli non ci portano ad andare oltre. La Bibbia dice: cercate il Signore. E noi spesse volte, quando ci troviamo con gli ostacoli, commettiamo un grande errore. Ci dimentichiamo che Dio è buono, ci dimentichiamo che la sua bontà dura in eterno. Ogni problema diventa una montagna, ogni problema diventa un gigante. E vogliamo risolvere i nostri problemi e più delle volte quello che facciamo ci cominciamo a nascondere e mettiamo la testa sotto la sabbia come lo struzzo, perché noi i problemi non li vogliamo. Ma la Bibbia mi dice: beato l'uomo che sostiene la prova. I problemi sono necessari. La vita, molti dicono che sia difficile. A volte noi la rendiamo difficile. Ma quando noi andiamo a Dio, Dio ti dice: c'è qualcosa di impossibile per me? Sicuramente no. Ma noi ci sforziamo, è vero? E questi ostacoli cominciamo a lavorarci noi e lasciamo fuori Dio. E anche il Signore dice a noi: preparati all'incontro con il tuo Dio. E noi veramente la facciamo grossa a volte. E cominciamo a mettere mano noi e noi vogliamo togliere questo al punto tale che rompiamo tutto. E quando arriva questo momento andiamo dal Signore e cominciamo a dire: Signore, mi dispiace, ho voluto farlo con le mie forze, ho voluto farlo con la mia intelligenza. E il Signore mi continua a dire: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo. È ora di metterti nelle mie mani. Non ci saranno più problemi? Sicuramente sì. Ma Romani 8, versetto 28 dice: or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. E Dio comincia a lavorare e tutto comincia a diventare normale nuovamente. E quello che sembrava impossibile diventa possibile nelle mani di Dio. Perciò quando questa mattina tu sei qui magari con i tuoi problemi, con le tue difficoltà, ricordati che c'è gente che dice che la vita è difficile. Noi possiamo rispondere che Dio risolve tutto in modo molto semplice. E non solo. Per Lui non c'è niente di impossibile.
C'è chi dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice. E l'hai risolto in modo semplice. C'è chi dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice. 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 Ovunque starò, ovunque andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. C'è chi dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice. 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 Ovunque starò, ovunque andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà. Il Signore combatterà per voi e voi ne sarete tranquilli. Ovunque starò, ovunque andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. C'è chi dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile.
Signore, questa mattina ti voglio ringraziare per il privilegio che abbiamo di essere qui, Signore. Ti volevo pregare per i miei fratelli, per chi è qui presente, Signore, per chi è rimasto a casa per vari motivi, Signore. Ti chiedo benedizione per ognuno di loro. Grazie, Signore, per tutto quello che fai per noi, Signore. Grazie per il tuo grande amore, Signore. Grazie veramente per ogni cosa. Benedici questa giornata, benedici questo giorno, Signore, e che E la prossima canzone che andremo a fare parla di quanto Dio è buono e quanto Dio è fedele. Molto spesso credo che siamo portati a pensare che questa sia una caratteristica di Dio, che varia in base alle circostanze. Quando le cose vanno bene, allora siamo portati a notare che Dio è buono. Quando le cose vanno male, abbiamo più difficoltà a ricordarci che questa è una caratteristica di Dio che non cambia. E in Giacomo 1 al versetto 17 dice: "Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è né variazione né ombra di mutamento". E questo è una caratteristica di Dio, fa parte del carattere di Dio. Egli è buono a prescindere dalle circostanze che ci sono intorno a noi. Buono è Dio, santo Egli è, ha messo nuovo, santo Egli è, nella oscurità brillerà il suo amor, grande Dio. Santo Egli è, fedele. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, sempre fiel. Se ti trovi nel dolore e c'è buio intorno a te, Caccia via la paura, perché Dio è Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Anche se non meritavo, il suo sangue versò per me. m'ha donato la vita eterna e adesso posso raccontare che il suo amore mi ha salvato, starò con lui per l'eternità. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. riesco a capire i tuoi piani per me, ma mi fido di te e posso dirvi chiaramente che Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Tocca un cantico nuovo, a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e tremeranno e confideranno nel Signore. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. L'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Bueno es Dios, siempre fiel.
Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Grande es Él, bueno es Dios. Grande es Él, siempre fiel. Il prossimo canto ci parla del Messia, unto. Se facciamo un salto nel Vecchio Testamento possiamo vedere che uno poteva essere unto soltanto se era un sacerdote, o un re, o un profeta. E Gesù, in questo contesto, il Padre l'ha mandato per essere unto proprio come Messia, perché era tutte queste tre cose insieme. Il Signore l'ha mandato come profeta per far conoscere il messaggio di salvezza all'umanità, perché altrimenti saremmo rimasti separati da questo dono per ognuno di noi che crede e vuole prenderlo questo dono. Poi è venuto come sacerdote perché lui è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo e il suo sangue veramente, come si faceva nel Vecchio Testamento, che si offrivano degli olocausti, il sommo sacerdote doveva offrirlo per i peccati del popolo. Noi vediamo che invece Gesù è venuto come mediatore unico, per una volta sola ha sparso il suo sangue come agnello di Dio per toglierci i peccati. Poi come re, adesso Gesù siede alla destra del Padre, è andato in cielo a prepararci un luogo dove noi possiamo raggiungerlo a suo tempo. E per questo che possiamo gioire con lui quest'oggi e cantare proprio questo inno che parla della gioia di camminare con Cristo. Mentre cantiamo possiamo con un cuore sempre allegro venire qua davanti e portare le nostre offerte e le nostre decime al Signore. Lontano ero io del mio creator, ma il suo grande amore mi incontrò. Immerso nel dolore, pieno d'ansietà, il grande amor di Cristo mi salvò. Che gioia il camminare con Gesù Cristo, lode al suo nome elevo, ascolta il mio clamor, risponde col suo amor. In mezzo alle afflizioni lui dona il suo favore, mi guida con la grazia il Salvatore. Della malvagità e della nera iniquità Gesù mi innalzò con dolce amor. Molto felice oggi sono, nel santo luogo andrò, dove sempre canterò al mio Signore. Che gioia è camminare in dolce comunione, sempre ascoltiamo, sempre fedele, se sono nelle afflizioni, guardo il Salvatore. Lodiamolo per con la grazia segua. Che gioia è camminare con Gesù Cristo, lode al suo nome elevo, ascolta il mio clamor, risponde col suo amor. In mezzo alle afflizioni lui dona il suo favore, mi guida con la grazia il Salvatore. Mi guida con la grazia il Salvatore. Signore, vogliamo ringraziarti anche per questa offerta di questa mattina. Ti vogliamo ringraziare perché tu ci dai la possibilità, ci dai l'abbondanza, ci dai tutto quello di cui abbiamo bisogno e oltre. Noi non facciamo altro che restituirci quello che ci dai. Ti ringraziamo anche per la possibilità che abbiamo di poter lodare, glorificare e innalzare il tuo nome e poterti offrire la nostra vita come profumo soave
affinché ognuno di noi possa essere un servo gradito agli occhi tuoi. Ancora benedici il resto di questo culto, la tua parola, ogni azione, ogni cosa che si farà in questa mattina, affinché possa essere fatta per la tua gloria e per l'onore del tuo figliolo Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Cari fratelli, volevo esprimere solo un mio piccolo pensiero. Allora, penso che voi la pensiate come me. Credo che ognuno di noi conosca se stesso. Ogni persona è diversa dall'altra, ma diversa perché le scelte che facciamo sono diverse, i nostri cammini sono diversi. Ognuno ha un bagaglio di esperienza che ci rende più o meno forti o più o meno deboli. La gente ci giudica perché ci vede solo dall'apparenza. Quindi quello che vede ogni angolo della nostra persona, conosce tutto ciò che facciamo, perché noi non possiamo nasconderci dalla presenza di Gesù. Quindi anche se la gente ci giudica, mi giudica, a me interessa soltanto quello che Dio può dire di me, perché è Dio il vero giudice della mia vita, è Lui che si può permettere questo, non gli altri. Quindi dobbiamo guardare dritti a Cristo. Penso che, come è scritto in Isaia 43,4, il Signore dice: tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Avere la stima del Signore è un grande privilegio per ognuno di noi. È una cosa molto bella, quindi essere stimati proprio da colui che ci ama più di ogni cosa al mondo, da colui che ci ha creato, da colui che ci ha salvato soprattutto. E credo che anche il Signore possa dire non solo questo, ma come dice in Luca 19,17, va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città. Quindi, fratelli, l'importante è piacere a Dio e non agli uomini. Amen. Chi sogno perché il suo amore è il suo amore per me. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Libertà ora ho perché mi riscatto. Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì per me. Chi lui libera, libero sarà. Sono un figlio suo, se è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, se è così. Sono scelto, non perduto, sono ciò che dici di me. Tu sei con me, non contro me, sono ciò che dici di me. Tu sei con me, non contro me, sono ciò che dici di me. Sono ciò che dici di me. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, se è così.
e adesso ci approcciamo a ascoltare la parola di Dio. E sicuramente quando noi ci presentiamo davanti al Signore, questa mattina la parola di Dio può cadere in diversi tipi di terreni. Magari può cadere in un terreno, si mangerà quello che è rimasto per la strada. Oppure possiamo essere delle persone che ascolteremo la parola di Dio e la prenderemo con entusiasmo. Dopo le spine di questa vita, cioè tutte le faccende, le nostre preoccupazioni, le nostre angosce, potranno soffocare tutto quello che Dio ci avrà detto questa mattina. Oppure ci sarà una buona terra, perché quella buona terra porterà frutto e tantissimo frutto. Perciò adesso io voglio pregare e anche pregheremo per i bambini. Enisa questa mattina si occuperà dei bambini, perciò una volta che abbiamo pregato, i bambini potete andare con Enisa e lei ha preparato qualcosa di stupendo per voi. E noi pregheremo per Andrea, affinché Andrea tu possa essere quello strumento da Dio che possa portare la parola di Dio a noi e possa portare frutto. Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare in questo momento per il privilegio che abbiamo in questa nazione di avere la libertà di poter aprire la tua parola. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per il privilegio di avere la parola di Dio in italiano, perché ci sono molti posti nel mondo ancora dove la tua parola non è nella lingua del posto. Noi ti vogliamo chiedere, Signore, che possiamo essere responsabili e che possiamo ascoltare non come degli uditori dimentichevoli, ma degli uditori saggi che ciò che ascoltano mettono in pratica. Possono seguire Enisa. Buongiorno, che alto, non sono un cantante, puoi anche abbassare un po' il volume. Sono molto felice di essere tornato qua con voi, 2 settimane che non sono presente al culto per motivi di famiglia, chiaramente con la gioia di potervi dire che è nata Iris e che siamo tutti veramente felici di questo dono meraviglioso che il Signore ci ha donato. E finora nella nostra ricerca della verità attraverso la lettera dei Filippesi stiamo studiando delle cose molto belle. Il Pastor Mario ci ha guidato. Fino adesso abbiamo visto delle cose che vorrei ricordare insieme a voi. La prima cosa è che abbiamo un enorme privilegio, il privilegio di partecipare al Vangelo. Cioè, è una cosa meravigliosa, perché sono 2000 anni che questo Vangelo gira e entra nelle vite delle persone e causa delle trasformazioni. Adesso è la difesa di questa notizia meravigliosa che è la grazia di Dio. E poi il Signore ci ha fatto vedere attraverso questa lettera che Lui ha cominciato un'opera nella nostra vita, un'opera che porterà a compimento, un'opera che ci porterà alla salvezza eterna, protagonisti, perché siamo noi con il Signore e quest'opera va avanti nella nostra vita e nella vita di tutti quelli che si affidano a Lui. E la cosa più bella è che abbiamo la certezza, perché la sua parola lo dice in modo molto chiaro, che quest'opera arriverà ad essere compiuta come tutte le opere del Signore. E poi Dio ci ha spiegato attraverso Paolo che anche in mezzo alle situazioni più difficili, più complicate, come può essere questo periodo per noi, dove non possiamo vederci tutti insieme, dove qualche fratello e qualche sorella sono proprio bloccati a casa o con la malattia o per causa di qualche legge, ma in queste cose difficili, in queste prove, Lui è sovrano, Lui sa ogni cosa e anche può convertire il male in bene. E forse noi adesso vediamo solo il male di tutta questa faccenda, ma Dio lo trasformerà in qualcosa di glorioso,
che dà gloria a Lui, al suo nome, alla sua vita. E poi il Signore ci ha esortato anche domenica scorsa a comportarci in modo degno del Vangelo, ad essere dei sottorematori, a metterci al servizio degli altri, perché questo è l'esempio che il Signore ci ha dato. E oggi vogliamo guardare un po' più da vicino quello che è l'esempio di Cristo Gesù. Dice il versetto 10 del capitolo 1 della lettera ai Filippesi: affinché siate sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia. Io non so se voi avete dimestichezza con la parola di Dio, se vi ricordate quel bellissimo brano che noi andremo a leggere oggi. Si vede? Il re servitore. Io servitore. Io quando penso a un servitore penso, diciamo che non lo vedo con una corona in testa, e nemmeno con un mantello rosso, e nemmeno seduto su un trono in un palazzo. Anzi, proprio vedo una persona completamente diversa. Un servitore lo vedo come una persona che si inginocchia a pulire un pavimento, o che fa le pulizie in casa, o che comunque sta attento agli ordini di un padrone che è più grande di lui. E se mi immagino un re, di sicuro non lo vedo così. Lo vedo, sì, seduto in un palazzo, che dà ordini, con un sacco di persone sotto di lui, che risolve i problemi, che riscuote le tasse. Di sicuro non una persona vestita male o comunque con degli ordini da eseguire. Non lo vedo così un re. Servo e re mi suona un po' come bianco e nero, un po' come dolce e salato, come caldo e freddo, una contraddizione. A te che effetto ti fa pensare a un servo che è anche re? O un re che è anche servo? Beh, guardando a un re il cui trono è una croce e un servo il cui nome è al di sopra di ogni nome, io scopro l'unicità perfetta del mio Signore e Salvatore. Dio è qualcosa di unico e di meraviglioso. Il Dio che si è fatto conoscere sulla terra è un Dio veramente speciale, un Dio meraviglioso. E a volte le cose sono molto semplici e molto meno complicate di quello che noi ci immaginiamo. Vi faccio vedere una cosa. Dove i due estremi si incontrano, noi ritroviamo il nostro Re, il nostro Salvatore. È una cosa unica, una cosa meravigliosa. E noi ci stiamo avvicinando, passo dopo passo, in questo percorso della nostra vita, a conoscere sempre di più questo meraviglioso Dio che è venuto a farsi conoscere. E penso al Dio che ha creato l'immensità dello spazio e il mio pensiero non riesce ad arrivare fino dove può giungere la sua creazione. Va al di là della mia comprensione. Se penso che milioni e milioni e milioni di anni luce distanti da qua ci sono ancora cose create da Lui. E poi ritorno qua e apro il libro di scienze di mio figlio che va a scuola e vedo un atomo, vedo gli elettroni, i protoni,
i neutroni che girano attorno a questa cosa minuscola e invisibile. E io anche lì ritrovo le leggi e la mano del Signore. Ma sono cose che mi fanno impazzire se ci penso. Eppure Lui c'è in ogni cosa. Certo, ci vuole la fede per credere a un creatore. Ma noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo portato nella nostra vita e abbiamo visto che questa cosa è una cosa reale. Possiamo ammirare la sua presenza, la sua mano, le sue leggi immutabili in tutto. E possiamo veramente essere affascinati dalla perfezione in cui lui fa le cose, guardando una farfalla, guardando un animale, una pianta, una foglia. Possiamo veramente gioire di come il Signore fa le cose. Come diceva il pastor Mario stamattina, questa settimana è arrivata Iris. È sicuramente ai miei occhi qualcosa di perfetto, qualcosa che il Signore ha fatto in modo stupendo, senza nulla togliere a tutti gli altri bambini che sono diversi, ma sono ugualmente creature del Signore. Sapete che cosa mi stupisce ancora di più? Le differenze. Siamo tutti diversi. Siamo tutti completamente diversi. Ma questa è la grandezza del nostro Dio. Pensate a un pittore che dipinge tutti i giorni lo stesso quadro. Sarebbe una monotonia, una cosa che non ha senso. No, il Signore in ogni quadro, in ogni opera, in ogni cosa ha delle differenze pur mantenendo la sua grandezza e la sua perfezione. E tu sei un'opera di Dio. Gesù, lui era Dio, è venuto qua sulla terra con tutte le sue caratteristiche umane. Era un re ed era un servo. E queste due parole dimostrano la mia incapacità, se non per mezzo della fede, a comprendere questa grandezza, questa estensione, perché lui è stato il servo più servo di tutti i servi, ma è anche il re più grande di tutti i re, il re dei re. E questo la dice lunga su chi è Gesù. Dio è sempre stato re. Lo è sempre stato fin dalla fondazione del mondo e sempre, per sempre lo sarà. E non è una cosa che si può mettere in discussione. Certo, qualche uomo ha provato a mettere in discussione questa cosa, ma non è una cosa possibile. Basta guardare quello che lui ha fatto e quello che lui è effettivamente. Eppure noi ci ritroviamo di fronte a questa ipotetica contraddizione. Un re e un servo che convivono nella stessa persona. E non è una cosa di cui la Bibbia non parla, anzi ce ne parla molto chiaramente. Per esempio in Luca 2, il versetto 34-35, dice così: ecco, costui è posto per la caduta e l'innalzamento di molti in Israele e per essere segno di contraddizione, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. È una contraddizione che ci mette in discussione, che ci deve far fare delle domande a noi stessi. In questo contesto Simeone, un uomo di Dio, che aspettava il Messia, aspettava il re di Israele, era là nel Tempio di Sion. E era un uomo di Dio, era un uomo
ripieno di Spirito Santo, dice la parola di Dio, e lui aspettava questo personaggio che sarebbe venuto nel mondo per riscattare il suo popolo. E quando questa famigliola umile, Giuseppe e Maria, arrivano con questo bambino, il Signore gli dà la gioia di vedere, dice la parola, la luce che illumina le genti, la gloria del suo popolo Israele. Un piccolo bambino nato in una mangiatoia, agli occhi di colui che vede attraverso lo Spirito Santo, vede il grande Dio venuto sulla terra per farsi conoscere. E penso che tutta l'umanità non può evitare il confronto tra amarlo e detestarlo, questo re, questo servitore. Per sempre tutti quanti noi saremo costretti a dare una risposta a questa domanda, e ce la farà direttamente Gesù questa domanda a tutti quanti noi. Tu chi dici che io sia? Cosa pensi di me? Il tutto o il niente? E ogni creatura potrà dare una risposta, è obbligata a dare una risposta a questo, ma questo non cambierà la verità. Lui è il re servitore, che nasce in una mangiatoia, ma che ora è seduto alla destra di Dio, dopo aver vissuto una vita qui, in un modo veramente straordinario. Un giorno il Signore ritornerà e non sarà più nei panni umili e mansueti della sua carne, ma sarà nella gloria della sua divinità, e tutti quanti lo vedranno. E non ci sarà più la possibilità di dire tu sei questo o tu sei quello, perché lui si mostrerà veramente per quello che egli è, il re creatore di tutte le cose. E noi, Signore, leggendo i Vangeli, leggendo quello che il Signore faceva, non so che effetto ti dà vedere il re dei re inginocchiarsi e lavare i piedi ai suoi amici. A volte leggiamo in modo molto superficiale le cose della Bibbia, ma se io fossi stato lì insieme a Pietro, a Simone, a Giovanni, e se avessi visto Gesù prendere un asciugamano, prendere dell'acqua e cominciare a lavare i piedi dei miei amici, e voleva lavare anche i miei probabilmente, ma quali sentimenti avrei provato io in quel momento? Come mi sarei sentito? Vergogna, disagio, imbarazzo, cose che Pietro ha provato probabilmente in quel momento. Eppure il nostro re l'ha voluto fare. Ha preso una decisione di non essere re sulla terra, ma di essere il servitore che dà l'esempio. È un meraviglioso gesto d'amore questo, o è un discutibile atto di debolezza? Perché dico questo? Perché il popolo di Israele aspettava un Dio potente, un Dio che veniva in forza per liberare, avrebbe sconfitto tutti i suoi nemici, ma invece si ritrovano con una persona umile, addirittura disposta a inginocchiarsi davanti ai suoi amici e lavare i loro piedi. E per me questa è una grande differenza di visione, di vedere le cose. Qualcuno gridava: se sei veramente un re, se sei il re dei Giudei, se sei il figlio di Dio, metti in mostra la tua regalità, la tua forza potente, scendi da quella croce, salva te stesso.
E molti dicevano così. La risposta di Gesù era sempre la stessa. Ma è per questo che sono venuto. È per questo motivo che io sono qui. Non per salvare me stesso, non per sfuggire alla croce, ma per dare la mia vita come un servitore e per rendere testimonianza alla verità. Anche questo versetto che il Signore mi ha ricordato, rendere testimonianza alla verità. Non so se vi ricordate nel momento in cui Gesù doveva essere crocifisso, ad un certo punto Pilato lo chiama e gli chiede: ma sei tu il re dei Giudei? E lui risponde: ma chi te l'ha detto questo? Lo sai tu o te l'ha detto qualcun altro? E lui dice: non sono mica giudeo io. Sei tu che me lo devi dire se sei il re dei Giudei o no. E il Signore dice una cosa molto bella. Sì, io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. Se fosse di questo mondo, dice, i miei servitori sarebbero venuti a salvarmi e tu non avresti questa possibilità di giudicarmi e di mettermi in croce. E lui dice: io sono venuto a testimoniare della verità. Questo era lo scopo del servo. Era venuto a testimoniare della verità. E la cosa che Pilato fa è: che cos'è la verità? Gli dice. E poi se ne va senza neanche ascoltare la risposta. La verità era lì davanti a lui e lui non l'ha riconosciuta. Io credo che purtroppo in questo mondo tanti si troveranno davanti alla verità e non la riconosceranno. Noi l'abbiamo riconosciuta e abbiamo avuto questo grande privilegio di conoscere questo re servitore. Sapete, mi sto rendendo conto in questo periodo che la verità, come l'uomo la pensa, è molto strana, è molto contorta. Basta una con l'altra e non si capisce più dov'è la verità. Ma questo servitore è venuto a farci capire che potremmo essere confusi, ma non dobbiamo essere confusi di fronte alla parola di Dio, di fronte alle opere di questo Signore. Che cos'è una contraddizione? Perché è da lì che siamo partiti. Una contraddizione è qualcosa di inconciliabile, è una cosa che esclude l'altra. E abbiamo visto che un re servitore può conciliare, può essere conciliato un re servitore. Non può essere conciliato quello che vi sto dicendo adesso, perché o Gesù è la bugia più grande di tutto l'universo, oppure è il messaggio più grande che l'uomo abbia mai ricevuto. Queste sono due cose inconciliabili. Questi sono i due estremi che noi dobbiamo confrontare. O Gesù è la bugia più grande di tutto l'universo, oppure Gesù è la notizia più meravigliosa e più speciale che un uomo può conoscere. E noi non possiamo essere indifferenti di fronte a questi due estremi. Dobbiamo prendere una posizione. Dobbiamo fare delle scelte. Sapete, un giorno stavo guardando, diversi anni fa, stavo guardando La Passione di Cristo. E
È molto fedele questo film, molto fedele alle cose che sono successe in questi ultimi giorni di Gesù. E c'è un brano nella parola di Dio che vi leggo, si trova penso in più di un Vangelo, ma ho scelto quello di Marco, al capitolo 15. Dice che presero Gesù, lo vestirono di porpora e intrecciarono una corona di spine. Gliela misero in testa, intorno al capo, e cominciarono a salutarlo. Salve, re dei Giudei! E gli percuotevano il capo con una canna e gli sputavano addosso. E postisi in ginocchio si prostravano davanti a lui. È una scena del film, raccontata con tutta la crudità di quello che può essere questo momento per il Signore. E io davanti a queste scene avevo il desiderio di una ribellione. Io so che Gesù con una parola avrebbe potuto cancellare queste persone, potuto lanciare un fulmine e fulminarle in quel momento, o renderle cieche, o paralizzarle, in qualsiasi cosa lui avrebbe voluto fare nei confronti di queste persone l'avrebbe potuto fare, perché ogni potere gli è stato dato in cielo e sulla terra e lui poteva. E io lo desideravo guardando quel film. Desideravo questa reazione da parte di Gesù. Volevo vedere la sua vendetta. Eppure sapevo che la storia come sarebbe andata a finire, ma in quel momento lo desideravo. Mi ha spaccato il cuore questo momento. Mi ha ferito in profondità. Mi ha fatto vedere quanto io sono malvagio e quello che io avrei fatto al suo posto, con quel potere in mano, il potere del Re dei Re. Forse non ci avrei pensato neanche un secondo a cancellare l'esistenza di queste persone. Ma questo è il vero paradigma di Cristo, che con questo potere nelle mani ha deciso di farsi crocifiggere, di soffrire così tanto, perché era l'unico modo per far trionfare l'amore. E io mi sono sentito tanto piccolo. E invece ho visto lui tanto grande. Scusate. Leggiamo questo brano che si trova in Filippesi, al capitolo 2. Leggiamo dal versetto 5. Dice così: perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo la forma di servo e divenendo simile a tutti quanti noi uomini. E trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Ed è per questo che Dio l'ha. Ed è per questo che ogni ginocchio alla fine dovrà dire: sì, tu sei il Signore. Tu sei il Signore. Tu sei il Re dei Re.
affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Può esistere un re servitore, può esistere perché quel re servitore ha preso una decisione. E anche noi adesso dobbiamo prendere una decisione. Dobbiamo decidere chi è veramente il nostro re. Dobbiamo decidere chi è veramente il Signore della nostra vita. Sapete una cosa? Se riesco, voglio staccare qui. Dovremmo cambiare i sacerdoti. Ne parlava Andre anche stamattina. Anche noi siamo stati in un qualche modo unti con lo Spirito Santo e il Signore ci ha fatto diventare re sacerdoti, ma è così che dobbiamo vedere le cose. Noi dobbiamo abbassarci a servitori dal Signore dei Signori. Questo è quello che dobbiamo fare della nostra vita. Avere lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Nessuna ribellione. Nessun gesto di forza. Ma servizio. Dice questo brano che l'umanità del Signore è tanto reale quanto la sua deità. Lui era veramente un uomo, era veramente il servo, più servo che noi possiamo conoscere. Eppure era anche Dio, il Dio che si è fatto carne e che si è fatto conoscere. Lui ha accettato di lasciare la sua gloria in cielo per dare a tutti noi una grande possibilità. Quello che possiamo fare noi è accettare questa possibilità. Da quella parte, c'è accettare quella possibilità. Dall'altra parte c'è rifiutare questa possibilità. E dice il Signore che un giorno sarà ben chiaro chi avrà accettato questa possibilità e chi l'avrà rifiutata. Il Signore al momento non giudica nessuno, ma dà a tutti la possibilità di accettare e di riconoscere chi Lui veramente è. Ma un giorno questo tempo finirà. Sarà il momento in cui noi vedremo il nostro Signore venire e noi saremo grandemente felici di vederlo venire. Ma per qualcuno vorrà dire che il tempo è finito, che il tempo si è concluso e la possibilità non ci sarà più. Ma come vi dicevo all'inizio, noi siamo stati fatti partecipi di questo Vangelo, di questa buona notizia. Il re servitore è qua anche per te. L'ha fatto anche per voi. Noi non dovremmo proprio innalzare noi stessi in nessun modo, ma essere servi gli uni degli altri, come stiamo studiando in questo periodo nella nostra Chiesa, affinché Dio possa innalzarci nel momento opportuno, nel momento che Lui desidera. Probabilmente più le prove, più le difficoltà nella nostra vita saranno grandi e più il Signore ci innalzerà e ci porterà in alto. E questa è una gioia a cui noi ci possiamo aggrappare, come tutte quante le promesse di Dio, perché verranno portate a compimento. Oggi siamo partiti da un ipotetico paradigma o contraddizione. Una corona di spine e una corona
d'oro bianco con diamanti brillanti e pietre preziose. E nel nostro Signore tutte e due esistono, coincidono nella stessa persona. E questa persona è quella che noi adoriamo ogni domenica, è quella che noi vogliamo innalzare ogni giorno nella nostra vita. Possa il Signore sempre mostrarci le nostre debolezze e le nostre difficoltà e le nostre umanità, affinché ognuno sia sempre. Vogliamo pregare? Signore, grazie perché sei venuto a farti conoscere. Ti ringrazio perché sei un Dio buono, ti ringrazio perché nonostante il mio peccato e la mia ribellione, Signore, di tanti anni della mia vita, sei venuto comunque a farti conoscere. E so che, Signore, hai usato persone, hai usato preghiere, hai ascoltato preghiere, Signore, che sono state fatte per me. E, Signore, non ti sei tirato indietro. Sei venuto da me, mi hai messo nelle condizioni, Signore, di comprendere chi eri e mi hai messo di fronte alla mia necessità di conoscerti, di accogliermi nella mia vita, Signore, di accoglierti nella mia vita come Salvatore. Ti voglio ringraziare per questo e ti prego, Signore, che ognuno di noi che ha ascoltato queste parole possa impegnarsi affinché il tuo Vangelo possa raggiungere più persone possibili, Signore. Anche i cuori più duri tu li puoi spaccare. Anche in terreni più difficili, Signore, tu puoi penetrare con la tua parola. E noi ti preghiamo di essere tuoi servitori umili, Signore, fedeli, anche nella posizione più bassa, Signore, che tu ci assegnerai, che ognuno di noi possa continuare a fare. Amen. Una volta avevano domandato a un filosofo com'è che una persona potrebbe avere una vita perfetta? E lui ha risposto: una persona che può avere una vita perfetta è quella che ha un padre come re e un servo come amico. Perché un re ti apre qualunque porta nessun'altra persona può aprire. E un servo provvederà per tutte quelle cose che non sarai mai in grado di poter avere. Noi abbiamo queste due cose. Noi abbiamo un re che sta preparando un posto per noi e l'ha fatto attraverso il suo servizio di salvezza. Come dice la parola di Dio, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto per loro. Questa settimana approfittiamo per vivere da re e da servitori. Ricordiamoci, il lunedì sera alle 21 via Zoom ci sarà la riunione di preghiera, martedì il gruppo di Mantova nella cellula e il giovedì il gruppo di Villafranca e Dosso Buono. Che Dio ci benedica e ci dia una settimana meravigliosa, preparandoci per l'incontro del nostro Dio. Paolo diceva che non vedeva l'ora che questo succedesse. E se succede questa settimana, che ci incontri pronti a poter adorarlo per tutta l'eternità. Che Dio ci benedica a tutti. Buona settimana a tutti.